Eccoci qua cari amici nella via Gialetto. Questa è una casa indipendente con dei lavori di ristrutturazione da portare avanti, è una delle tipiche case storiche del centro di Quarto Sant'Elena. La cosa buona è che è totalmente indipendente, potremmo realizzare un ingresso carrabile ampio dove poter entrare con l'auto, anche perché abbiamo una lunga zona di cortile che porta fino alle camere. La conformazione dell'immobile riprende quella delle tipologie campidanesi. Sono diversi ambienti, attualmente qualcuno col passaggio esterno, qualcuno col passaggio interno, che andrebbero rimodulati su una idea più moderna. Infatti, come vedete, già questo primo ambiente riporta sul nostro cortile sulla piccola zona di loggiato. Purtroppo ci sono ancora un po' di cose da portare via, i proprietari stanno sgomberando l'immobile, infatti vi chiedo di vederlo in prospettiva. Questa è la zona di loggiato che portava prima al disimpegno dove avevano posizionato la zona cucina, che si affaccia, ribadisco, sempre sul nostro cortile interno. Mentre dall'altra parte siamo sulla camera da letto matrimoniale più ampia, che ha tutta una grande ampiezza centrale e attualmente prende luce in diretta dal loggiato. Un dettaglio importante, qua dietro c'è l'altra strada, la via Nuoro. Quindi potremmo pensare, tramite autorizzazioni comunali, di fare delle finestre. Siamo tornati qua nel cortile. Questa è una casa che, ribadisco, va vista in prospettiva. Molto spesso si cerca di andare soltanto su delle caratteristiche già pronte o delle rifiniture già adeguate agli strati moderni, ma visti i valori immobiliari abbastanza bassi, anche con un margine di trattabilità, questa potrebbe essere potenzialmente la casa indipendente idonea alle vostre esigenze o a uso turistico. Siamo a 2 passi da Viale Colombo e neanche a 1 chilometro dal mare, la zona di Viale Poetto. E se siete interessati e volete valutare questa tipologia immobiliare, contattateci al nostro numero. Dalla Buon Enrico Mediazioni Immobiliari.